vantaggio ulteriore di materiale, ma questo comporta ora alfiere per F5 e pedoni terribili, i più brutti che abbia mai visto, dell'arrocco. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Spesso e volentieri le partite più belle, quelle che analizziamo più volentieri, sono quelle dove ci sono grandi attacchi, mega sacrifici, assalti all'arrocco che si concludono poi in una vittoria da parte dell'attaccante. Oggi però voglio mostrarti questa partita dove uno dei due giocatori imposterà una difesa veramente ben fatta e solida. Tra l'altro stiamo parlando di Hans Niemann, il giocatore penso più chiacchierato oggi del web a seguito della vittoria contro il campione del mondo. Andiamo a vedere questa partita, la analizziamo perché ha veramente qualcosa di interessante dal punto di vista difensivo, perché è importante andare a sviluppare il proprio attacco e sull'Accademia abbiamo tanti corsi di attacco, c'è attacco letale di Bellia, c'è attacco creativo di Andrea Stella, insomma abbiamo tanti corsi sull'attacco, ma è importante anche imparare a difendersi quando noi veniamo assaltati. Quindi col lato dei bianchi abbiamo Pavel Pankratov 2662 punti contro Hans Niemann che nel 2021 aveva 2635 punti. Andiamo. Apertura inglese C4, G6, cavallo C3, alfiere G7, si darà il via ad una variante simmetrica, chi lo sa, H4 e arrivano le sorprese subito in apertura. Il bianco conosce bene il grado di preparazione teorica che è in grado di avere Niemann, l'abbiamo visto anche nella partita di Carlsen, ok, ci sono tutte voci e dicerie, ma finché non c'è un qualcosa di ufficiale rimaniamo vaghi anche noi. Quindi è un giocatore che è in grado di fare una grande preparazione teorica a casa e quindi il bianco dice ok, usciamo fuori teoria, iniziamo a fare cose strane e subito arriva alfiere 2. Alfiere 2 l'idea è quella di sfondare tramite la spinta del pedone H5. Come ti difenderesti? Faresti finta di nulla? Arroccheresti? Pensaci un attimo. Niemann sceglie di giocare H5, forse la più naturale, che ha l'idea di bloccare l'avanzata di quel pedone e tra l'altro questo pedone sul bianco sorretto da un'altra catena di pedoni tutti sul bianco aiutano anche a controllare case bianche, quindi sembra molto molto lineare, se non fosse che appunto si vengono a creare dei buchi. Questo cavallo, questa uscita di cavallo in F3 evidenzia subito il buco in G5 che per carità è un buco, però noi sappiamo che queste debolezze poi possono diventare veramente una spina nel fianco più avanti. Cavallo C6 andando a difendere il proprio pedone E5 che è attaccato e a super controllare la casa D4. Ciò non impedisce al bianco di spingere D4 dopo una serie di cambi. Ora abbiamo un attacco a raggi X su quel pedone D4, cioè sia il cavallo C6 che attacca ma anche l'alfiere in C7. Quindi dopo una scoperta, ovviamente il bianco aveva calcolato tutto questo, non è che regala così i pedoni gratuitamente, il nero va in vantaggio di un pedone e ora deve scegliere se catturare questo cavallo di alfiere o di cavallo. Siamo in linee veramente taglienti che il bianco probabilmente giocandola la conosce molto bene, il nero no, il nero probabilmente si trova davanti a delle novità e vediamo un po' che cosa giocheresti, cavallo o alfiere? Pensaci un attimo. E la mossa corretta è la cattura di alfiere. Vediamo che cosa sarebbe potuto accadere con la cattura di cavallo. Segue alfiere G5, la donna in trappola, ultima chance di salvezza è spingere il pedone F6, ma grazie a questa, tadan, è caduto il cavallo in D5, il nero non può rifarsi sull'alfiere poiché dopo una roba di questo tipo il bianco ha la vittoria in pugno, non solo ha un pezzo leggero in più ma è entrato nell'ala di re e
e sarà pronto a papparsi tutti i pedoni e a dare probabilmente scacco matto in breve termine. Quindi la cattura corretta era con l'alfiere. Proprio così è andato in partita, alfiere G5 arriva comunque, adesso F6 si può giocare, la donna non può catturare perché adesso c'è il cavallo che sorregge. Alfiere F4, come puoi notare il bianco ha deciso di sacrificare un proprio pedone per una maggiore attività, ma soprattutto per cercare di rendere i pedoni dell'arrocco avversari totalmente deboli, e sono quelli evidenziati in rosso. Non so te, ma a me la situazione del nero non piace per nulla. D6 per sviluppare anche l'altro alfiere, per consolidare un pochettino la propria posizione, arrocco corto, e ora qui bisogna scegliere cosa fare. Si sviluppa l'alfiere campochiaro, si sviluppa la donna e si gioca per un arrocco lungo, si arrocca corto, non si arrocca e si gioca un re F7. Quale delle idee ti ispira di più? Niente, Nieman, incurante del pericolo, decide di arroccare corto. Ti ho evidenziato la situazione veramente precaria del re e dei suoi 3 difensori. Adesso il bianco deve veramente cercare di sferrare l'attacco finale, poiché finale. Siamo solo alla 12ª mossa, però se non riesce a creare un attacco forte adesso, probabilmente il nero riesce a risistemarsi e il vantaggio di materiale poi si rifarà risentire nel finale, perché ricordiamoci che il nero è con un pedone di vantaggio. Alfiere di 3, con l'idea di attaccare il punto G6, incurante del fatto che l'alfiere nero possa poi catturare il pedone in B2, ma qui il bianco non sta a badare ai pedoncini, vuole cercare di dare un attacco da matto. Nieman non cattura B2 nonostante il motore dice che è la mossa migliore, ma i motori non hanno paura, i motori non hanno sentimenti, e questa sarebbe veramente una mossa assurda da fare in questo momento, anche se comunque prendiamo un tempo sulla torre. Alfiere F5 è la mossa probabilmente più naturale, liberiamo l'ultimo pezzo leggero che era ancora a casa e portiamo allo stesso tempo anche un difensore sull'arrocco. Cavallo per D6, il bianco crea questo sacrificio, vediamo se riesce a capire qual è l'idea dietro questo sacrificio. Ora chiaramente ci sono 2 possibilità da parte del nero: o mi pappo il cavallo con il pedone o mi pappo l'alfiere. In partita viene giocata pedone per cavallo, ma che cosa sarebbe potuto accadere su alfiere per? Seguiva donna per, attenzione che ci sono entrate ora su G6. Qui il nero non poteva far finta di nulla, ok, vado ulteriormente in vantaggio di materiale, ma dopo scacco, il re si sposta, ripappo un altro pedone della rocco, scacco, e qui alfiere H6 siamo veramente in una pessima posizione. È vero che il nero ha un pezzo in più, ma devo dire che la posizione del bianco non mi dispiace affatto. Torniamo a noi, abbiamo detto che in partita viene giocata pedone per D6, vantaggio ulteriore di materiale, ma questo comporta ora alfiere per F5 e pedoni terribili, i più brutti che abbia mai visto dell'arrocco. Vediamo se questo vantaggio di materiale da parte del nero sarà giustificato. Ora, se il bianco deve dare sicuramente una spiegazione ai suoi sacrifici di materiali e soprattutto di cavallo, e quindi gioca donna H5 iniziandosi a riprendere un po' di materiale. Donna e alfiere generalmente poi di colori contrari in questo momento, quindi una donna che coopera molto bene su tutti i colori, soprattutto sulle case chiare. In questa situazione è un alfiere camposcuro, generalmente sono in grado di mattare il re. In questa situazione non lo so, perché questi pedoni, per quanto brutti, al momento hanno dei buoni compiti difensivi, quindi bisogna fare particolare attenzione. È chiaro che se ora inizia ad arrivare una donna in G6, inizia a diventare terribile la situazione. Quindi la mia domanda che ti faccio ora è, aspetta, tolgo un po' di colori, la mia domanda è: che mossa faresti ora col nero? Qui bisogna giocare molto bene difensivamente parlando, e vediamo se trovi la mossa che è stata giocata, che è anche la prima consigliata dal motore. Pensaci una decina di secondi. Allora, forse
avrei pensato a donna E8 per chiedere subito il cambio delle donne e ci sta, quando si è in vantaggio di materiale ci sta, ma un pochettino più precisa è donna D7. Congratulazioni se non hai pensato a donna D7 perché allo scopo di difendere il pedone F5 che era attaccato, allo scopo eventualmente di andare in F7 o meglio ancora di andare in H7 chiedendo il cambio e difendendo ancora una volta il pedone in F5. Quindi la donna è pronta a chiedere il cambio. Torre in Ava in D1, poca roba. Alfiere E5, l'alfiere qui è solido ed è super protetto. Alfiere H6, attacco sulla torre e ora bisogna capire se conviene salvare la torre, restituire parte del materiale oppure, trovata geniale difensiva, è donna H7. Non mi puoi catturare la torre, altrimenti perdi la donna. Se non muoio è sempre meglio. B4. Il bianco è rimasto con pochi pezzi, sta cercando in qualche modo di attivarli tutti e di scacciare anche il cavallo avversario. Alfiere F4 aumenta la pressione su quell'alfiere che adesso è praticamente perso, segue la spinta di pedone per scacciare il cavallo semplicemente si sposta e la minaccia su questo alfiere rimane. Ricordiamoci che l'alfiere non può spostarsi altrimenti si perde la donna, tutto per tutto da parte del bianco, ora o vince o perde. Torre per D6 e adesso donna per H6, la donna si deve spostare. Chiaramente il bianco non può permettersi il lusso di cambiare le donne perché è in svantaggio di materiale, il finale sarebbe già scontato, quindi donna per F5, ma come vedi il nero ha tanti difensori, è vero che non ha più una struttura pedonale, non esiste più, ma ha tanti difensori vicino al re ed è difficile solo con una donna e una torre cercare di dare matto. E adesso segue una bellissima mossa da parte di Hans Niemann. La riesci a trovare? Ti lascio anche qui qualche secondo per ragionare. La mossa che fa il nero è semplice, si va ancora in vantaggio di materiale. Cavallo F3 scacco. C'era un attacco a raggi X su questa torre, cavallo F3 e su questa mossa il nero abbandonò, poiché dopo questa situazione qui ci troviamo in vantaggio con un alfiere e una torre in più. Questa è stata una partita dove il bianco ha cercato di attaccare in tutti i modi possibili, il nero ha resistito bene a tutti i colpi, ha giocato in modo molto preciso e solido, devo dire, quindi senza troppi rischi, ma l'importante è pensare alla difesa quando c'è da difendersi e non magari andarsi a prendere quei pedoni che, ok, è un pedone in più, però bisogna stare veramente attenti anche alla salute del nostro re. Spero anche il video di oggi ti sia piaciuto, se sì lascia un like, commenta qui sotto e iscriviti, noi ci vediamo alla prossima, ciao!